È la sintesi di un lavoro fatto negli anni e che ha portato a sviluppare un progetto nell'ambito dell'agricoltura biologica che si traduce in un negozio per la vendita di prodotti ortivi, in una caffetteria e un centro di cottura che noi appunto racchiudiamo dentro a questo marchio che si chiama Colonia Agricola. È una storia che parte da molto lontano, quella di questo luogo e anche dell'attività che in questi anni avete portato avanti, implementato e fatto diventare un esempio a livello regionale e nazionale. Colonia Agricola vuole aprirsi ancora di più forse anche al territorio. È nella nostra filosofia quella di aprirsi al territorio, non può essere diversamente. Quello che abbiamo creato qui fra le due cooperative Alternativa Ambiente è proprio con questo spirito, perché questo luogo che noi abbiamo voluto chiamare Colonia Agricola è stato una fucina di idee, di sviluppo, di persone che hanno trovato un lavoro. Ecco, noi stiamo continuando questa storia e siamo convinti che il territorio ci viene incontro e ci sta già venendo incontro con la presenza molto nutrita di persone che vengono qua, che vengono a consumare qui nella nostra caffetteria, ma soprattutto in questo momento e fino ad oggi all'interno del nostro negozio con credo oltre 700 persone che frequentano costantemente questa attività. Ultimissima cosa, investendo economicamente, cosa che di questi anni non è scontata e neanche facile. Guarda, solo questa nuova struttura è costata oltre 600.000 euro, non regalati, dati da una legge regionale che noi dovremo restituire nel corso di 10 anni, una cifra importante, ma alla quale noi dobbiamo molto perché non saremo riusciti da solo a realizzarla. È un prestito, lo restituiremo come abbiamo fatto con tutte le cose che abbiamo ristrutturato qui dentro. Io ricordo che in questa struttura abbiamo investito da soli solo noi 1 milione di euro nel corso di questi anni.